senza speranza, tu hai avuto pietà di noi. E questa mattina, Signore, con gioia noi ci vogliamo ricordare che tu sei stato buono con noi, che tu perdoni ancora i peccati, che tu ci ricevi nella tua presenza. Ti vogliamo innalzare, Signore, vogliamo offrire a te il nostro culto. Signore, benedici tutto quello che faremo, guidalo per lo Spirito Santo. Signore, quanti sono qui in mezzo a noi e ancora non hanno fatto di Gesù il loro Salvatore. Signore, per lo Spirito Santo tocca il loro cuore questa mattina. Che sia oggi un giorno di decisioni, che sia oggi il giorno in cui tu apri i nostri occhi e noi possiamo vedere la tua gloria. Signore, guida ogni cosa, te lo chiediamo nel nome di Gesù, e nel nome di Gesù apriamo questo culto, il benedetto in eterno. Amen. A Dio la gloria. Cantiamo insieme il cantico 277, poi vi faccio accomodare. Che gioia nel mio cuore al pensare che mi ama il Signore. Alleluia. Gesù è morto per noi, per ciascuno di noi qui presenti. È morto anche per quanti sono fuori da questo locale, che purtroppo però se non ricevono Gesù nel cuore non potranno mai conoscere il grande amore che Dio ha sparso per loro. Ma noi preghiamo che mentre siamo qui e innalziamo il nome del Signore, lo Spirito Santo convinca qualche cuore che si apra all'amore di Dio. Alleluia. Mi commuove il tramonto del sole, l'aurora radiosa al mattino, ma miracolo più grande non c'è per me del miracolo d'amore divino. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore al pensare che mi ama il Signore. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore al pensare che mi ama il Signore. Mi commuove l'intera natura, il cielo, le stelle, il mare, ma miracolo più grande non c'è per me del miracolo d'amore divino. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore al pensare che mi ama il Signore. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore al pensare che mi ama il Signore. Gloria a Dio, potete accomodarvi. Fratelli, che gioia nel nostro cuore al pensare che è il Creatore che ci ama, colui che in questo momento è impegnato, anche se la parola impegnato non credo sia adatta a Dio. Dio non si impegna, Dio fa le cose perfettamente, senza fatica, Egli è Dio onnipotente. Ma colui che, concedetemelo, si sta impegnando in questo momento a sostenere l'universo, a governare il ciclo delle galassie, a regolare le stagioni, a dare da mangiare ai leoncelli che gridano a Lui, ai corvi, agli animali, alla natura, colui che provvede la vita, colui che ci provvede la salute. Lui ci ama. Alleluia. Ama proprio noi, che siamo così piccoli, miseri, mancanti. Che gioia nel nostro cuore al pensiero
che un Dio così grande ama proprio noi. Noi lo vogliamo celebrare con tutto il nostro cuore. Cantiamo questo bel coro, il 611, Ho un Dio molto grande. Alleluia. Gloria al Signore. Ho un Dio molto molto grande, meraviglioso è, sempre amoroso, sempre vittorioso, meraviglioso è. Hai un Dio molto molto grande, meraviglioso è, sempre amoroso, sempre vittorioso, meraviglioso è. Abbiamo un Dio molto molto grande, meraviglioso è, sempre amoroso, sempre vittorioso, meraviglioso è. Gloria a Dio. Ricordiamo queste parole perché poi mediteremo la parola. Lui è sempre vittorioso. Alleluia. Ancora il cantico 814. Solo tu puoi, Signore, fare gioire il mio cuore. Tu sei la fonte di vita, sei il mio eterno tesoro. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Gloria a Gesù.
Apocalisse dal capitolo 19, la prima parte. Gloria a Dio. Apocalisse 19. Dopo queste cose udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa, che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero: Amen, Alleluia. Dal trono venne una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udii come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: Scrivi: Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: Queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: Guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Alleluia. Avete notato quante volte viene detto Alleluia? Lo vogliamo dire anche noi adesso che preghiamo. Alleluia. La gloria, la salvezza, l'onore appartengono a Dio. Questo è quello che vivremo un giorno quando prenderemo la cena delle nozze dell'agnello, e noi vogliamo essere trovati pronti, come dice appunto l'Apocalisse. Quindi adesso che pregheremo, la prima preghiera è la nostra personale del cuore, che vogliamo rivolgere a Dio. Signore, tienici pronti per il tuo ritorno. Tu torni presto. Amen. Vogliamo pregare per gli assenti. Ho ricevuto alcuni messaggi, molti sono a casa con un'influenza lunga. Vogliamo pregare per loro. La famiglia Belvisi mi ha chiesto di salutarvi e di pregare per loro, sono anche loro a casa con l'influenza. La famiglia del fratello Emanuele Pisculli, che abbiamo avuto con noi con gioia ai battesimi, anche loro sono influenzati. Una famiglia numerosa, gran parte all'influenza. Preghiamo che il Signore guarisca anche loro. Vi saluta la famiglia Bifulco, Armando, Lilith e Maria. Stanno bene, Maria mangia tanto e inizia a farsi sentire di notte. Ho detto ad Armando di non preoccuparsi, che tra 18 anni finirà tutto. La sorella Lilith sta bene, però il parto è stato cesareo, quindi ci vuole un po' di tempo per riprendersi. Comunque stanno bene, vi salutano, stanno ascoltando il culto in questo momento. Vogliamo pregare anche per loro. Preghiamo per quanti hanno ricevuto il messaggio del Vangelo. Stavamo notando negli scorsi giorni la gioia che il Signore ci sta dando di vedere tante persone nuove in mezzo a noi. Vogliamo pregare che il Signore parli al cuore, che si possa decidere per Cristo, perché non vogliamo soltanto, seppur con gioia, la compagnia di persone nuove, ma noi vogliamo vedere la grazia di Dio operante. Amen. Quel Signore che è capace di trasformare le vite. Preghiamo anche per la nostra comunità, è un periodo di
di decisioni. Come accennavo, ve lo dico sin d'ora, come accennavo già venerdì, il 10 febbraio e il 17 febbraio sono 2 venerdì di seguito, avremo 2 riunioni di assemblea di chiesa. Abbiamo deciso di farne 2 perché il 17 febbraio voteremo per il Consiglio di Chiesa e prenderà un po' di tempo, quindi per evitare di non fare una riunione che finisce a mezzanotte, anticipiamo il venerdì prima la relazione economica che facciamo tutti gli anni, qualche notizia, qualche programma, qualche decisione da prendere, e venerdì 10 faremo anche poi uno studio sul Consiglio di Chiesa, sul ruolo del Consiglio di Chiesa, in modo che possiamo comprendere perché esiste questo organo nella Chiesa, che non ci siamo inventati, ma che facciamo appoggiare sulle scritture. Quindi vi invito sin d'ora a dare priorità a queste 2 riunioni. È un momento importante della Chiesa, dobbiamo partecipare alle assemblee di Chiesa. Sono convocati tutti i membri comunicanti della Chiesa, cioè membri battezzati in acqua, membri della nostra comunità che frequentano assiduamente la Chiesa. Vi chiedo di dare priorità, di disimpegnarvi da ogni altro impegno, perché del resto è un impegno che cade una volta ogni 4 anni, possiamo partecipare. Per agevolare le famiglie faremo anche l'assistenza dei bambini, in modo che possiamo partecipare tutti, anche perché sia valida l'assemblea dobbiamo raggiungere il numero della maggioranza, almeno del quorum della maggioranza dei membri comunicanti. Però anche se vi sembreranno cose amministrative, sono cose spirituali. Anche in queste cose noi vogliamo la guida del Signore. Ecco perché vi chiedo di pregare sin d'ora nelle vostre case. Probabilmente dedicheremo anche delle serate di preghiera prima delle assemblee, o almeno quella del 17, perché vogliamo davvero che al di là di ogni aspetto tecnico, diciamo così, sia una riunione spirituale, e anche in queste cose il Signore può edificare la nostra comunità. Quindi vogliamo pregare anche per questi importanti appuntamenti. Vi chiedo di alzarvi in piedi, canteremo il cantico 866 e poi pregheremo il Signore. Andiamo, come ci suggerisce il libro dell'Apocalisse, anche noi dire Alleluia, il nostro Dio è degno della lode e della gloria. Gloria al Signore. Della croce io starò, Contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro Gesù nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me al posto mio, risuscitò.
sua chiesa rapirà, staremo con lui per l'eternità. Gesù, grazie. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me al posto mio, risuscitò, ritornerà, la sua chiesa rapirà, staremo con lui per l'eternità. Signore, grazie. Lui è morto per me al posto mio, risuscitò. Alleluia. Alleluia. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, staremo con lui per l'eternità. Signore, grazie. Alleluia. Alleluia. Benedetto è il tuo nome, Gesù. Alleluia. Tu sei morto per noi, Signore. Sei morto per noi, Signore. Alleluia. Signore, grazie. Grazie, Signore. Alleluia. Ti benediciamo, Signore. Alleluia. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Benedetto il nome del Signore. Alleluia. Grazie, oh Dio. Grazie, oh Dio. Alleluia. 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 Benedetto sei, Signore. Alleluia. A te la gloria, oh Dio. Grazie, grazie per la tua fedeltà. Grazie, Signore. Alleluia. A te vada la gloria. Alleluia. Alleluia. Signore. Signore, tu sei santo. Ci prostriamo con timore davanti a te, oh Dio. Tu sei l'eccelso. A te la gloria, a te l'onore. A noi la vergogna della faccia, Signore. Con umiltà ci accostiamo a te, oh Dio, e adoriamo te che sei il Signore. Alleluia. 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 Gesù, grazie. Alleluia. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, Alleluia.
dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io lo farò, io lo farò. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia e prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io lo farò, io lo farò. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io lo farò, io lo farò. Alleluia. Sì, Signore, veniamo a te umilmente. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Alleluia. Tu sei il Dio della nostra salvezza. Alleluia. Gloria al Signore Gesù. Alleluia. Signore, alleluia. Gloria al Signore Gloria Gesù. al tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh Dio di grazia, Dio di grazia, Dio d'amore, alleluia, alleluia. Ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo, Signore, alleluia. Benedetto sei, oh Dio. Re di gloria, alleluia. Re di gloria. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù, alleluia. 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 Signore Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto è il tuo nome, Signore. Benedetto è il tuo nome, Signore. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù, alleluia. Tu sei il Signore. Tu sei il Signore, alleluia. Benedetto il tuo nome. A te la Signore, gloria e alleluia. l'onore. Benedetto Gloria a il Gesù. tuo nome, Signore, alleluia. Gloria a Gesù, Oh, alleluia. gloria al tuo nome, Signore. Signore, alleluia. Benedetto Signore, Signore, Gesù. gloria al tuo nome.
Ti ringraziamo, Signore, perché tu ti sei dato interamente per noi, Gesù, sulla croce. Aiutaci, Signore, a realizzare ognuno per conto proprio che tu sei morto per me e che ognuno possa dire la stessa cosa in se stesso. Signore, tu hai preso il mio posto e non solo mi hai salvato, ma mi hai dato vita eterna. Alleluia. Aiutaci, Signore, ad essere davanti a te con umiltà. Tu ci hai ricordato anche attraverso questo cantico: se il mio popolo si umilia. Signore, vogliamo davanti a te umiliarci. Io voglio farlo. Perciò alzo le mie mani a te in segno di arresa. Benedici ognuno di noi, oh Signore, fa che possiamo realizzare il grande sacrificio che hai fatto per noi e il grande onore, il grande privilegio che ci hai concesso. Tu ci assicuri, oh Signore, che se siamo umili, se ti ubbidiamo, ti allontani da noi anche ogni malattia. Guarisci le nostre infermità e i nostri mali e sani anche la nazione. Signore, ti preghiamo che tu voglia agire in un modo individuale, familiare, comunitario e nazionale. Tutto mettiamo nelle tue sante mani in questa mattina. Tu conosci ogni nostro bisogno. Tu conosci, oh Signore, quanti non sono qui per ragione di impossibilità di salute, altri perché hanno distolto lo sguardo da te. Ti preghiamo, Signore, che tu possa sensibilizzare ogni anima, che nessuno rimanga nel vago, ma che ognuno possa vedere chiaramente il tuo amore per noi e il grande privilegio che ci dai. Presiedi questo culto, Signore, Sì, Gesù. come ti è stato chiesto da chi presiede fisicamente, che sia il tuo spirito ad ungere lui e tutti noi, oh Signore, Alleluia. perché siamo qui non solo per ascoltare, ma per ricevere, per nutrirci della tua parola, per ricevere forza e per andare avanti nelle tue sante vie. Alleluia. Agisci con potenza, Signore, ed ogni grazia accordaci nel nome di Gesù nostro Salvatore, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Benedetto è il tuo nome, Signore. Signore, gloria Alleluia. al tuo nome. Alleluia. 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 Signore. Alleluia. Gesù, grazie. Gesù, tu sei fedele. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Tu sei fedele, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Signore, gloria Alleluia. Grazie, Dio. Alleluia, Signore, alleluia. Grazie, Signore. Benedetto sei tu. Amen. A Dio la gloria. Accomodatevi, fratelli. Diamo spazio per chi desidera testimoniare, condividere le cose grandi che il Signore fa per noi. Alleluia. Gloria a Gesù. Eravamo un bel gruppo, 120, già il numero è abbastanza eloquente. 120, siamo partiti da Rona, sono arrivato a contarne 38, poi ho perso il numero, ma eravamo circa 42. I più giovani eravamo solo io e Sara, gli altri erano tutto il gruppo dei giovani e adolescenti. E veramente il Signore ci ha benedetto, abbiamo parlato dell'identità, di come Gesù ci dà un'identità nuova, come trasforma le nostre vite. Ma questo invito è nato da una precedente esperienza che è una doppia testimonianza che volevo condividere con voi. Nel 2019 ho partecipato insieme al pastore come collaboratore, no? A un incontro degli adolescenti, un campeggio. E immaginate, gli adolescenti sono molto vivaci, no? Perché soprattutto i monitori lo sanno bene. E quando
ti offri come collaboratore e non sai mai cosa puoi dare al Signore, come puoi essere utile. E la scena è stata un po' questa, forse un po' all'inizio faceva ridere, dovevamo scegliere delle stanze, non sapevamo poi con chi avremmo passato quella settimana. E quindi era un po' come quei film che si vedono dove c'è il sergente attempato che deve trovarsi poi con un plotone che in tutti i modi doveva eliminare, no? Un po' questa era la scena. Quindi c'era la mia stanza e a fianco c'era il fratello Giovanni Di Stefano, la sua stanza era la stanza quella del plotone, quelli tutti bravi, andavano a letto presto, i letti erano sempre fatti, le stanze erano ordinate e io guardavo il fratello Giovanni e dicevo Signore ti benedica, poi guardavo la mia stanza no, il delirio proprio, ragazzi che si arlanciavano, si arrampicavano, si provavano i vestiti e venivano a chiedere a me ma la cintura va bene con la camicia secondo te? E dovevamo andare al culto e io dicevo Signore ma dove mi hai mandato? Ma ho detto se mi hai messo qua evidentemente potrò forse dare qualcosa a questi giovani, così nel tempo passavano i giorni con questi ragazzi che erano di Rivoli appunto. E piano piano, poi altri mi dicevano no, noi ieri sera abbiamo pregato, i ragazzi si sono aperti, abbiamo lodato il Signore e mi chiedevano se quella ragazza andava bene per loro e così via. Ma nel tempo piano piano ho visto questi ragazzi che si aprivano, negli ultimi giorni mi hanno confidato delle cose e poi il turno è stato un turno di benedizione, 2019, prima del Covid. Dopodiché è stato novembre, c'è stato un incontro dei giovani e io ho visto da lontano i ragazzi della mia stanza, li guardavo da lontano e io mi allontanavo ancora di più perché chissà cosa. E invece mi sono corsi e mi hanno abbracciato, è stato un bel momento insieme e da lì è nato questo invito. Il punto di questo racconto qual è? Ieri sera ho visto molti di questi ragazzi che erano lì, che suonavano, che pregavano, che lodavano il Signore. Ho saputo di altri che di quel turno che sono partiti in missione. Quindi quello che il Signore mi ha fatto comprendere è che anche quel poco che noi possiamo dare, no? Io alla fine non è che ho fatto grandi cose, ero lì, dovevo fare un po' il controllore, no? Una parte un po' antipatica, però allo stesso tempo ridendo e scherzando comunque testimoniato di Cristo a questi giovani, che gli è rimasta non so come, ma gli è rimasta una bella testimonianza. Ed è stato bello ieri sera insieme a tutti gli adolescenti nostri, i loro, fare questo culto e lodare il Signore insieme. Quindi è anche uno sponsor, offritevi come collaboratori per il campeggio adolescenti e vedrete come il Signore vi fortificherà. Il Signore ci benedica. Amen. Tra l'altro quest'estate dovremo fare proprio il turno adolescenti, quindi l'invito è aperto. Il Signore sia lodato. Stamattina sono qui con un cuore gioioso e riconoscente per l'opera grande che il Signore ha fatto nella mia vita. Voglio parlare quando è bello e buono che i fratelli dimorano insieme e pregano gli uni per gli altri. Voglio dire proprio questo, che circa 2 mesi fa sono stato per 5 giorni al servizio del collaboratore e al servizio del Signore, e come il Signore proprio benedice l'opera sua di coloro che vogliono fare la sua volontà. Ribadisco oh mamma mia, adesso non mi viene la parola giusta, essere appartate per il Signore. Essere appartate per il Signore è una cosa meravigliosa. Il Signore non manca per certo di benedire i suoi figlioli. E per certo non manca, è proprio una verità ineccepibile, che non è fedele alla sua parola, proprio ti riempie di gioia. Siamo stati 5 giorni senza telefono e senza televisore, al servizio del Signore. Hai attirato l'attenzione degli adolescenti, hanno guardato te. Quindi capite come il Signore ci riempie, deposita dentro all'essere umano un qualcosa di potenza, di certezza, di forza, di coraggio, di dire vai avanti sempre, certo nel Signore, fiducioso nel Signore. È una cosa meravigliosa, sono cose che sono indescrivibili da scrivere, sono certezze proprio fondate sulla roccia che è Cristo, la sua parola che ti riempie come la benedizione di Aronne che scende per tutto il corpo e ti riempie.
Che gloria a Dio! Come si fa a non glorificare il nome santo di Cristo Gesù? E ancora oggi lo ringrazio e lo benedico sempre da ora in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. C'è ancora qualcuno che sta forse combattendo, devo alzarmi, non devo alzarmi? La salvezza, in primo luogo, per la sua fedeltà, per il suo immenso amore. Lo voglio ringraziare con le parole del salmista. Nel Salmo 27, il versetto 13 dice: «Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, si spera nel Signore». E questi versetti racchiudono un po' questi ultimi anni. Voglio ringraziare perché oggi è un giorno di vittoria per la Chiesa, già domenica scorsa lo è stato, per tutto quello che il Signore ci fa vedere. Ma lo ringrazio perché mio padre può condividere insieme alla fratellanza il culto. Mancava da 4 anni, però il Signore ci ha dato questa vittoria, questa ulteriore vittoria, anche grazie alle vostre preghiere. Perché questa non è soltanto la mia vittoria, la vittoria del fratello Stefano, è la vittoria della Chiesa del Signore. Amen. Dio ascolta le nostre preghiere, ma soprattutto risponde alle nostre preghiere. Non è che le ascolta soltanto, le mette in un cassetto, sì, quando mi ricorderò. No, Lui ascolta e risponde. A noi sta a essere fedeli e costanti, sperare continuamente nel Signore e, come il salmista, alle volte autoincoraggiarci. Trovare la forza nel Signore, perché Dio è colui che può fare ogni cosa. A Dio sia la gloria. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Vogliamo raccogliere la nostra offerta. Intoneremo il cantico 590 che accompagna la raccolta. Prima però preghiamo il Signore. Alleluia. Vi chiedo di chinare i vostri capi. Signore, anche l'offerta è per noi un atto spirituale ed è per questo che vogliamo, prima di offrire, pregarti, perché tu ci guidi, perché tu ci faccia sentire la gioia, perché ci dai possibilità di dare qualcosa a te che hai dato tutto per noi, Signore. Benedici il dare dei tuoi figli, Signore, rallegra il nostro cuore, ricordandoci che tutto ci provvedi tu nella tua infinita misericordia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. E
vostre Bibbie nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 7. È un periodo che sto meditando questi libri anche per prepararmi e il Signore sta parlando al mio cuore. Secondo libro delle Cronache, capitolo 7, leggeremo dal verso 11 al verso 22. Alleluia. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Salomone dunque terminò la casa del Signore e il palazzo reale e portò a felice compimento tutto quello che aveva avuto in cuore di fare nella casa del Signore nel suo proprio palazzo. Poi il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: «Ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti ora ho scelto e santificato questa casa, perché il mio nome vi rimanga per sempre, e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. E quanto a te, se tu cammini davanti a me come camminò Davide tuo padre, facendo tutto quello che ti ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno, come promisi a Davide tuo padre, dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele. Ma se vi allontanate da me e abbandonate le mie leggi e i miei comandamenti che vi ho posti davanti, e andate invece a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io vi sradicherò dal mio paese che vi ho dato e respingerò dalla mia presenza la casa che ho consacrata al mio nome e la farò diventare la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Chiunque passerà vicino a questa casa, già così eccelsa, si stupirà e dirà: perché il Signore ha trattato in tal modo questo paese e questa casa? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, Dio dei loro padri, che li fece uscire dal paese d'Egitto, si sono invaghiti di altri dei, si sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti. Ecco perché il Signore ha fatto venire tutti questi mali su di loro. Signore, vogliamo ricevere le tue parole questa mattina, le parole che scesero dal cielo per Salomone e che sono per noi ancora oggi, oh Dio. Signore, apri i nostri occhi perché possiamo vedere la tua gloria, possiamo vedere il tuo sguardo che è rivolto verso di noi e verso la tua casa. Signore, vogliamo vederti a noi favorevole. Abbiamo bisogno, Signore, perché tu sei la vita nostra, tu sei la nostra speranza, Signore, e noi senza di te non siamo nulla. Abbiamo bisogno, Signore, che tu parli al nostro cuore. Signore, purifica il mio cuore, le mie labbra, riempimi di Spirito Santo. Aiutami, Signore, a condividere la tua parola e non pensieri personali. Te lo chiedo con tutto il cuore, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi, fratelli. Noi sappiamo che la storia della costruzione del Tempio è una storia ben più lunga dei semplici anni di costruzione, perché sappiamo che fu Davide ad avere l'idea di costruire un tempio al Signore.
ma a Davide non fu concesso di farlo. Sebbene sia i progetti sia i materiali furono provveduti da Davide, Salomone ci mise la manodopera, diciamo così, però, voglio dire, la manodopera dell'uomo più intelligente sulla faccia della terra ci ha messo anche del suo. Tant'è vero che il libro delle cronache dice che alla costruzione del Tempio, alla costruzione del suo palazzo, il Signore concesse un buon esito, un felice compimento a tutto quello che anche Salomone ebbe in cuore di aggiungere, quindi ci mise anche la sua sapienza. Ma tutta questa intelligenza, tutto questo preparare, tutta questa gloria di questo tempio, tutto questo sarebbe risultato spento se il Signore non avesse poi parlato. È scritto che Salomone, quando ci fu la dedicazione di questo tempio, offrì sacrifici innumerevoli, poi pregò il Signore, cercò la faccia del Signore, fece intercessione. Qui per la prima volta troviamo nella scrittura la preghiera in ginocchio, che era una pratica pagana. Erano i sacerdoti pagani che si inginocchiavano davanti a Baal, davanti ad Astarte. Qui per la prima volta vediamo nel popolo di Dio che ci si inginocchia per pregare. Fu Salomone. E dopo tutto questo, se non ci fosse stata la voce del Signore, sarebbe stata un'opera incompiuta. Se il Signore non avesse sigillato in qualche modo, approvato che quel tempio gli apparteneva, tutto sarebbe stato inutile, sarebbe stato l'ennesimo monumento, tutto bello, tutto glorioso, tutto sontuoso, ma senza il Signore non sarebbe valso a nulla. Ma sia benedetto il nome del Signore, perché dopo tutta la preparazione, dopo la dedicazione, dopo la preghiera, il Signore parlò per la seconda volta a Salomone. Io vorrei focalizzarmi in questo brano che noi conosciamo e vorrei focalizzarmi sul Signore, non tanto su Salomone, non tanto sulle richieste che il Signore fa al suo popolo, ma sul Signore che dice a Salomone: ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Primo punto che vorrei condividere con voi. Il Signore, se noi preghiamo nella sua volontà, vuole esaudire le nostre preghiere. Dio è il primo chiamato in causa a esaudire le preghiere di quelli che sono approvati da Lui, di quelli che chiedono a Lui secondo la sua volontà. È vero però che Giacomo ci fa sapere, e questo può rispondere forse alle perplessità di alcuni che dicono: perché prego e non ricevo risposta? Giacomo ci dice che noi non riceviamo perché non preghiamo, e poi noi non riceviamo perché preghiamo male, preghiamo per spendere nei nostri piaceri, preghiamo per assecondare i nostri desideri, ma diverso è quando siamo nel centro della volontà di Dio. Dio esaudirà. Addirittura il Signore lo conferma a Salomone, che non aveva ricevuto la voce del Signore, non aveva ricevuto parola del Signore dopo aver pregato, ma gli dice il Signore: io ho esaudito la tua preghiera. Che bello quando noi preghiamo e il Signore ci dice: io ho esaudito la tua preghiera, che poi era un esaudimento di cui Salomone non avrebbe mai avuto prova, perché il regno di Salomone fu un regno pacifico. Ci sarebbero state tribolazioni con tutti gli altri re di Israele e di Giuda.
Salomone non ebbe la prova davanti ai suoi occhi dell'esaudimento. Eppure il Signore gli fece sapere, e lui è un Dio di verità, che aveva esaudito, che da quel giorno in avanti il suo sguardo sarebbe stato su quel luogo. Alleluia. Salomone non aveva bisogno di vedere, bastava la parola del Signore. E infatti noi leggiamo nella storia di Israele che quando il popolo si sviava, quando poi si ravvedeva, quando gridava al Signore con tutto il cuore, il Signore si ricordava della risposta che aveva dato a Salomone: io ho esaudito la tua preghiera. Fratelli, Dio ci vuole esaudire, ma vuole che preghiamo nella sua volontà, vuole che facciamo la sua volontà. Amen. E allora questo può essere di aiuto a qualcuno. È più importante questa mattina che verifichiamo nel nostro cuore se siamo nella volontà del Signore o non stiamo cercando il Signore per spendere la nostra vita nei nostri piaceri. Perché quando il Signore dice io ti ho esaudito, quanti di noi l'hanno sperimentato nel loro cuore? Quando il Signore ci dice io ti ho esaudito, non c'è pace maggiore nel cuore, non c'è grazia maggiore per l'anima. Quando Dio dice io ho ascoltato, io ti esaudirò, il nostro cuore è davvero al sicuro. Alleluia. Quasi come se noi non dovessimo più preoccuparci di nulla, perché ci pensa il Signore che ce l'ha detto, che ci esaudisce. Alleluia. E così vogliamo andare al Signore con tutto il nostro cuore, perché Lui è qui e sta ascoltando. Il secondo punto è questo. Dio è fedele ed è fedele alla sua parola. E quando Lui dice che non avrebbe allontanato il suo sguardo dal Tempio, da quella casa che aveva scelto, perché gliel'aveva chiesto il suo popolo, dopo tutto lo zelo e l'intercessione. Quando Dio dice io non allontanerò il mio sguardo da questo luogo, fratelli, Dio lo fa. Dio è fedele. Ci perdoni il Signore ogni volta che noi ci scoraggiamo pensando che Egli è lontano, pensando che Egli ci ha abbandonato. Dio è fedele. Se Lui ha detto io manterrò il mio sguardo per sempre su questa casa, è così. È vero che noi sappiamo, il Signore lo aveva anticipato a Salomone, a tutto il popolo, che se si fossero sviati il Signore li avrebbe scacciati da quella terra che aveva Lui dato a loro, non l'avevano presa loro con le loro forze. E noi sappiamo che fu così. Sappiamo anche che poi la storia ci ha mostrato la fedeltà di Dio alla sua parola, questo Israele che poi è stato disperso per secoli, ma poi è tornato. E noi sappiamo anche uno degli argomenti più interessanti riguardo agli ultimi tempi, che il Signore continua a essere fedele anche riguardo al suo Tempio. Il Tempio verrà ricostruito, verrà ristabilito tutto quello che era stato cancellato, perché Dio ha pronunciato la sua parola, il mio sguardo sarà per sempre su questo Tempio. Ma ancora di più, con la venuta dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento, che fa di noi il Tempio di Dio, noi comprendiamo ancora di più quanto lo sguardo del Signore è presente. Fratelli, il Signore non ci abbandona, non ci abbandona. Quando Lui dice che Egli non si allontanerà, non si allontana. Quando Egli dice che non ci abbandonerà, Egli non ci lascerà mai. Il mio sguardo sarà sempre lì. Alleluia. E Israele lo imparò nella sua infedeltà, perché Dio disse, noi sappiamo che Dio odia il peccato, ma Dio disse, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia,
prega, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò. Io ascolterò la sua preghiera, perché il mio sguardo è ancora qui. Io non mi allontanerò. E se il mio popolo si ravvede, mi troverà ancora favorevole. Mi troverà ancora pronto ad ascoltare come la prima volta, perché Dio è fedele. Dio non cambia idea. Noi cambiamo idea. Noi cambiamo umore. Noi cambiamo opinioni. Dio è fedele. Molte preghiere nella scrittura furono dimenticate dai personaggi che le fecero a Dio, ma non furono dimenticate da Dio. Ecco perché dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché Dio si ricorda. Quando noi invochiamo il suo nome, Lui ascolta la nostra preghiera. Egli è attento al nostro grido, perché Lui è fedele. Se c'è qualcuno questa mattina scoraggiato, si ricordi che quello che Dio ha detto non cade, non cade. Se Egli ha detto che il suo sguardo sarebbe stato sulle nostre vite, anche se tu non vedi lo sguardo del Signore, Egli ancora sta guardando la tua vita, come la mia del resto. Terzo punto. Dio ascolta sempre le preghiere, ma esaudisce anche quando noi veniamo meno, se noi ritorniamo nella sua volontà. C'è molto del Nuovo Testamento in questo passo della scrittura che abbiamo letto, perché qui vediamo la grazia di Dio, che non si stanca, come dice Isaia, di perdonare, non si stanca di accogliere quelli che invocano il suo nome. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Infatti qui il Signore non dice io ascolterò, come erroneamente aggiunge il cantico che abbiamo cantato, ma dice io esaudirò dal cielo. Perché Dio ascolta le nostre preghiere, ma è chiaro che non può esaudire ciò che è disapprovato da Lui. Ma c'è ancora una possibilità per noi. Se noi ci umiliamo, invochiamo il suo nome, cerchiamo la sua faccia e abbandoniamo le cose che gli dispiacciono. Io prego con tutto il cuore, fratelli, che questa parola del Signore, noi abbiamo la semplicità e l'umiltà necessarie per dire in cuor nostro voglio fare così, perché dipende da questo, vedere non soltanto l'occhio del Signore rivolto verso di noi, ma la mano del Signore stesa in nostro favore. È Isaia che dice che il braccio del Signore non si è accorciato, ma sono stati i nostri peccati ad allontanarci da Lui. E allora è necessario per noi che questa mattina tutti, dal più grande al più piccolo, anche chi non ha ancora accettato Gesù, dica in cuor suo, voglio fare così, voglio fare così. Non voglio semplicemente ascoltare e tornarmene a casa e dire è l'ennesimo culto che ho ascoltato, è stato un buon culto, forse è stato un culto meno buono e valutiamo così con dei termini umani. No, vogliamo prendere la nostra parola per noi e dire voglio fare così, perché altrimenti non cambierà nulla. Vogliamo davvero invocare il nome del Signore. E c'è chi non lo fa, c'è chi torna a casa sua e riprende la baraonda settimanale e non invoca il nome del Signore, pur avendo ascoltato nel culto un invito a invocare il nome del Signore.
si umilia. Perché quando siamo davanti al Signore veramente ci dobbiamo umiliare. E umiliarsi significa dire, forse non ho ragione. Forse, Signore, devo chinare lo sguardo e stare in silenzio davanti a te. Prega, cerca la mia faccia. Che bello che sono vicine queste due espressioni. Perché pregare cercando la faccia del Signore significa forse fermarsi anche davanti al Signore senza chiedere, ma dire: Signore, non voglio dirti cosa devi fare tu per me, non voglio dirti cosa voglio fare io per te, ma voglio stare qui ad aspettare cosa vuoi tu dalla mia vita. Prega e cerca la mia faccia. E poi si converte dalle sue vie malvagie. La conversione, il dietro front, perché se noi rimaniamo in silenzio davanti al Signore, il Signore illumina quegli aspetti della nostra vita che non piacciono a Lui, li illumina e dice: figlio mio, così non va bene, figlio mio, questa cosa io non l'approvo. E perché manca questo? Perché non è sufficiente che il Signore solo ce lo dica, ma poi lo dobbiamo fare. Ecco perché io prego con tutto il cuore che prendiamo questa parola con semplicità dicendo: lo voglio fare. Non lo voglio solo ascoltare, lo voglio fare. Voglio tornare a casa. Pastore, finisci in fretta il culto, perché voglio tornare a casa mia, prendermi un attimo per me, chiudermi in una stanza senza nessuno e stare alla presenza di Dio. Lo voglio fare oggi. Lo voglio fare. Perché? Perché dicevo prima, il terzo punto non è lo voglio fare, perché noi ci vogliamo focalizzare su Dio questa mattina, perché Dio vuole tornare a esaudire le nostre preghiere se anche noi abbiamo accolto nella nostra vita qualcosa che a Lui non piace. Se noi lo rimuoviamo, se noi torniamo a Lui, lo troveremo ancora pronto a dire: io ti esaudirò. Alleluia. Io ti esaudirò. Io risponderò alle tue preghiere. E avviene qualcosa di inspiegabile. Le nostre preghiere, quando siamo in questa attitudine davanti a Dio, cambiano. Adesso voglio andare a pregare il Signore, perché l'anima mia è affranta, perché sono appesantito, perché sono deluso. E andiamo al Signore. Prima di andare al Signore con tutto quello che gli dobbiamo dire, stiamo lì, cerchiamo la sua faccia, ci umiliamo davanti a Lui, ci pentiamo dei nostri peccati, ci convertiamo. Improvvisamente le nostre preghiere cambiano e non chiediamo più quello che ci eravamo proposti di chiedere, ma chiediamo guidati dallo Spirito Santo. E Dio dice: ti esaudisco. Volevamo chiedere per noi e ci troviamo a intercedere per chi è nella sofferenza. Volevamo chiedere al Signore rivalsa, che Egli prendesse la nostra causa, ci facesse giustizia, e ci troviamo invece a chiedere: Signore, usati di me invece per sollevare chi è stato abbattuto. E allora il Signore dirà: ti esaudisco. Perché il Signore esaudisce le preghiere che gli rivolgiamo, ma lo Spirito ci guida a rivolgere le preghiere che Lui vuole, non le altre. E a quelle il Signore dice: ti esaudisco. Cari giovani, anche gli adolescenti, avete mai sentito Dio dirvi: ti esaudisco? Perché Dio è vicino. Dio vuole avere una comunione profonda con noi per parlarci così. Certo, può esaudire una preghiera che gli è stata rivolta, ma se non gli vengono rivolte le preghiere, andiamo al Signore, perché li vuole esaudire. Alleluia.
Quarto punto. Perdonerò i suoi peccati. Perdonerò i suoi peccati. La questione del peccato è sempre la questione più importante. Sempre. E Dio ci aiuti. Meditavamo questa mattina, prima della preghiera, sul fatto che ci sono i famosi peccati rispettabili, che, fratelli, sono peccati davanti a Dio. E non so voi, ma ogni volta che mi fermo davanti al Signore, io riconosco che le mie vesti si sporcano così spesso di peccati, del peccato. Fratelli, Dio è santo. Dio è santo. E tante volte noi abbiamo il coraggio di andare al Signore nella convinzione di essere nella volontà di Dio, peccando, facendo le cose che a Dio dispiacciono. Basterebbe leggere il Sermone sul Monte, Matteo capitolo 5, capitolo 6, quando andavano tutti spavaldi i dottori della legge da Gesù dicendo: io non ho ucciso nessuno, io non ho rubato a nessuno. E Gesù che dice: se dici raca al tuo fratello è uguale. Se tu guardi in modo impuro una persona per desiderarla è uguale all'adulterio. E le cose vanno avanti. Quanti peccati tolleriamo nella nostra vita? Ma Dio vuole perdonarci. Dio vuole perdonarci i sentimenti, le malvagità, le menzogne, le impurità, l'egoismo. Dio vuole perdonarci. Lo vuole fare. Perché vuole che abbiamo comunione con Lui. Vuole che stiamo vicini a Lui. Se il mio popolo si umilia, cerca la mia faccia, mi cerca, si converte, io lo perdonerò. Io gli ricorderò che la mia grazia sovrabbonda e ce n'è ancora per perdonare e perdonare. Io voglio essere perdonato dal Signore ancora questa mattina. Voglio sentire nel mio cuore che Egli ha lavato ogni peccato. E Lui lo farà. Quinto punto. Guarirò il suo paese. Io guarirò. Guarirò quando manderò la peste, quando manderò la carestia, quando manderò le locuste, quando manderò i danni anche materiali del territorio. Io guarirò. In altre parole, il Signore sta dicendo che ha ancora tutto sotto controllo. Egli è sovrano. Egli è sovrano. Egli mette a posto tutto. Egli mette a posto tutto, fratelli. Egli lo fa, non noi. Dio lo fa. Qualunque cosa si sia ammalata nella nostra vita, qualunque relazione, anche le malattie fisiche, qualunque problema, qualunque guasto morale, materiale, spirituale, io guarirò, dice il Signore, e solo Lui guarisce. Noi ci mettiamo delle pezze, noi proviamo a sistemare, noi siamo parziali e limitati in ogni nostra soluzione, ma se è Dio che dice che guarirà, lo farà. E noi ne abbiamo prova. Israele ha stupito il mondo negli ultimi 70 anni. Quando il popolo è rientrato in Israele, aveva trovato una Palestina desertica, arida,
Israele adesso è una terra fiorente, è un paese dove scorrono latte e miele. Sono i principali fornitori di tulipani all'Olanda. Hanno impianti irrigati nel deserto. E non ne sono stati loro. È stata la fedeltà di Dio che quel giorno disse a Salomone che sarebbe rimasto fedele. Quel giorno ricordò a Salomone che Dio ha l'autorità e la capacità per guarire ogni cosa. E lo vuole fare. Lo vuole fare. Io guarirò. Non dice io potrei guarire. Io potrei valutare la possibilità di ascoltarti. È un'affermazione chiara, autorevole. Io guarirò. E tu non devi più stare lì a cercare passo dopo passo di migliorarti, di farcela sempre meglio, perché io farò un'opera che tu non puoi fare. Io farò fiorire il deserto, io aprirò una strada nel deserto, io guarirò il paese. E sarà Lui a farlo. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti ora ho scelto e santificato questa casa perché il mio nome vi rimanga per sempre e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Abbiamo letto, vi ricordate venerdì, che il Signore Gesù, risorto, si presentò ai discepoli, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. E Paolo ci dice che ora noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Questa promessa che noi leggiamo qui in cronache la possiamo fare nostra, è personale per noi e vale per noi. Dio ha stabilito che il suo sguardo sarebbe stato sul suo Tempio e se noi andiamo a Lui con tutto il nostro cuore, se noi preghiamo nella sua volontà, se noi cerchiamo la sua faccia, Egli farà tutto quello che ha promesso, perché Dio è fedele. Ci alziamo in piedi e ringraziamo un Dio così grande. Alleluia. 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 Signore Gesù. Signore Gesù. Ci hai aperto le porte della grazia. E ora noi possiamo udire la tua voce. Tu che esaudisci le preghiere, Signore. Tu che ascolti perché sei fedele e non cambi. Tu, Signore, che ci chiami a te per esaudire. Tu che perdoni i peccati. Tu che guarisci, Signore. Benediciamo il tuo nome, Signore. Alleluia. Perché tu sei grande. Alleluia. Alleluia. Questa mattina, Signore, vogliamo sentire la tua voce che ci dice che le nostre preghiere sono state esaudite. Come esaudisti la preghiera di Anna, ormai stremata dalla sofferenza. Come udisti le intercessioni di Simeone, ancora che aspettava il Messia. Signore, come hai ascoltato la preghiera di Zaccaria. Signore, ancora oggi vogliamo sentire la tua voce che fa sentire al nostro cuore che tu ci esaudisci. Vogliamo sentire quella pace di chi sa che il suo Dio ha risposto. Alleluia. Alleluia. Fratelli e sorelle, invochiamo il nome del Signore. Cerchiamo la voce del Signore. Egli è qui, a noi favorevole. Preghiamo con tutto il nostro cuore, perché il Signore vuole esaudire la preghiera della salvezza, la preghiera dell'intercessione, la preghiera fatta in favore della sua opera. Egli vuole esaudire e vuole farci udire: io ho esaudito la tua preghiera,
Alleluia, alleluia, alleluia.